Siamo a Trafalgar Square nel cuore di Londra, terra di Brexit, con Giovanni Dalla Valle e parliamo di indipendentismo veneto. Che c'è di nuovo? Allora, le notizie non sono buone. L'indipendentismo veneto, per come l'abbiamo conosciuto noi, è adesso nella fase finale, in sostanza, della sua parabola. Ha vissuto un periodo storico di splendore fra il 2012 e il 2015 e adesso si sta concludendo. La colpa è soprattutto degli indipendentisti stessi che non sono stati capaci di sfruttare un contesto storico importantissimo come quello adesso di un mondo che sta diventando sempre più multipolare, decentralizzato. Il Brexit è probabilmente una delle prime manifestazioni di questo nuovo corso della storia, ma purtroppo i nostri indipendentisti non sono stati capaci di prendere questa palla al balzo quando potevano e adesso sono chiaramente fuori gioco. È finito in sostanza l'indipendentismo veneto per come lo conosciamo noi, dobbiamo rifare tutto da zero. Al momento ci sono solamente un paio, 2 o 3 progetti buoni, sicuramente quello di censimento veneto, sicuramente quello dell'obiezione fiscale, del Comitato di Liberazione del Veneto, mi pare si chiami, e poi c'è anche un bel progetto di un personaggio, di una persona bravissima che si chiama Cristiano Daltoso, che sta mettendo insieme, cercando di mettere insieme gran parte delle sigle dei movimenti indipendentisti, però ripeto, è una persona stupenda che merita tantissima ammirazione e rispetto e noi stiamo cercando in questo momento di aiutarlo, però manca un progetto. Gli indipendentisti veneti sono stati incapaci di trovare un progetto. Adesso inoltre c'è anche questo altro problema terribile, che è quello di continuare a formulare progetti di referendum, di autonomia, di indipendenza totalmente campati in aria, perché Roma comunque ha già bocciato un referendum consultivo sull'indipendenza, proprio non se ne parla, ma per dar visibilità a personaggi politici molto controversi e con pessimi curriculum, butto là un nome, Guadagnini per esempio, si vuole addirittura offrire la possibilità di 2 referendum nello stesso giorno. Chiaramente vincerebbe l'autonomia, perché la maggior parte dei veneti non conosce ancora un progetto di indipendenza di un Veneto indipendente futuro, e questo segnerebbe la tomba per sempre di qualsiasi rivendicazione di tipo indipendentista. Sarebbe il disastro totale per l'indipendentismo. Ma lo Stato veneto in che cosa dovrebbe differire da quello italiano? Non soltanto nel fatto di avere meno tasse, immagino. No, certamente no, anche perché se si tratta solamente di fare una lotta per avere meno tasse, allora si possono lo stesso votare dei partiti italiani che lottano per una minor tassazione. Dov'è il problema? Mica c'è bisogno di indipendenza per quello. Indipendenza del Veneto, sì, via rifare una società praticamente dalla A alla Z, prima di tutto dal punto di vista etico, perché noi non vogliamo l'indipendenza per fare un'Italia in miniatura in sostanza, cioè un Veneto comandato dallo stesso tipo di politici ladri, farabutti, mafiosi, incompetenti soprattutto, perché molto spesso sono anche proprio stupidi i politici che abbiamo, e parlo di politici veneti, mica degli altri, che fanno molti più danni di politici magari più competenti ma anche più interessati. In un certo senso lo stupido molto spesso fa più danni persino della persona in cattiva fede, perché fa danni sia al cattivo che al buono, li fa a tutti e li fa anche a se stesso. Noi abbiamo un sacco di idioti proprio nella casta politica italiana, che però sono bravissimi ad autotramandarsi, loschi di qualsiasi tipo, insomma. Non è che noi, che i veneti siano diversi dagli italiani, mettiamocelo bene in testa. Ora è smetterla di vedere queste differenze. Quindi il Veneto, una nuova società, significa una nuova società proprio dal punto di vista etico. Noi non muoviamo neanche un dito, poi noi immigrati che siamo scappati addirittura da quella gente lì che non possiamo vedere perché la detestiamo,
se ci fosse una guerra civile saremmo i primi probabilmente a scendere in campo e combattere contro quella gente lì, lo faremo anzi se ci sarà una guerra civile, perché proprio non li sopportiamo, è il tipo di gente che ci ha costretta in sostanza ad emigrare da giovani, quindi non se ne parla proprio che noi adesso mettiamo tempo, soldi e sforzi per aiutare un Veneto a diventare indipendente con lo stesso tipo di merda, va bene, che c'è adesso, ma non esiste.